Il dottor Giandon, dirigente del settore ambiente della Regione Veneto, che saluto e che è già in collegamento, che vedo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Già dirigente ARPA, che ci fornirà un quadro di riferimento regionale in merito alla sostenibilità ambientale. Prego, dottor Giandon. Sì, grazie. Allora condivido anch'io lo schermo in modo da avere una traccia che seguirò. Confermatemi che si vede. Sì, 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 si vede. Ok, bene. Allora, sì, compito mio, il mio insomma un po' non facile, più che altro perché questo è un tema, quello dell'utilizzo delle biomasse in quanto, diciamo, fonti rinnovabili per la produzione di energia, che nell'ambito regionale in particolare ha competenze diverse a seconda, diciamo, del punto di vista da cui si vede la problematica e a seconda degli aspetti appunto coinvolti. Quindi quello di cui ha parlato il dottor Mezzalira, che saluto, è diciamo la competenza che sta prevalentemente nel settore primario, e poi c'è, diciamo, la competenza dei colleghi che si occupano di energia, che appunto diciamo, si occupano delle strategie di sviluppo legate all'utilizzo delle varie forme di produzione di energia. E poi c'è la prospettiva nostra, cioè di chi si occupa di ambiente, che vede nella combustione delle biomasse un potenziale di impatto, soprattutto per la qualità dell'aria, che va diciamo, tenuto sotto controllo, il che non vuol dire che va impedito o contrastato, ma vuol dire che va ben regolamentato. In questo breve schema che io ho tratto da il materiale di un'iniziativa congiunta tra le regioni della Pianura Padana, che diciamo insieme stanno affrontando il problema della crisi legata alla qualità dell'aria, in particolare per le elevate concentrazioni di PM10, che come saprete ci è costata una sentenza di condanna da parte della Commissione europea. E dicevo, in questa diapositiva in sintesi si dice no, la combustione di biomasse dà un contributo molto significativo all'inquinamento atmosferico nell'area del bacino padano. Quindi questo è un dato di fatto, poi vedremo magari anche qualche numero. Non si vedono, però si vede sempre la prima, Paolo. Ah, quindi non va... come mai allora? Devo rilanciarla? Prova... Così non vedete che scorrono? No, prova a mettere in presentazione. No, no, è in presentazione. Forse la tolgo allora. L'ho girato e poi sono piantato. Così adesso la vedete, giusto? Solo la prima. Sì, se io faccio così adesso vedete la seconda. Ok. Quindi non devo andare in presentazione, la devo tenere così. Ecco, quindi allora vediamo se riesco magari a... Provi a metterla a schermo intero. Però prova così, però non credo che poi non vada avanti. No. Vabbè, la vediamo lo stesso comunque. Sì, vabbè, dai, continuiamo così perché a questo punto, se no dovrei chiuderla e Aspetta che provo un attimo, faccio l'ultimo tentativo. Allora, da qua.
Adesso la vedete? Adesso sì. Sì, E se vado avanti? sì, sì. Adesso va. Allora, Sì, però vediamo la modalità con due diapositive, l'attuale e la successiva. è strano però perché non è quello che vedo. Non Ah, è ecco. strano perché vedendo lo schermo si vede la presentazione del relatore e non quella che dovrebbero vedere gli utenti. Bisognerebbe togliere questa modalità e se no andiamo avanti così. Sì, non saprei però come toglierla. Se ci sarà una modalità probabilmente per riprovo. Probabilmente bisogna andare nelle opzioni del PowerPoint. Sì, altrimenti vediamo, faccio così. È lo stesso, lui va in automatico, vabbè. Adesso va avanti almeno. Sì, sì, sì. Sì. Mi dispiace, ve lascio così, poi vedrò con calma di verificare come posso eventualmente cambiare l'impostazione. Allora, come dicevo, è la principale fonte di polveri sottili. La combustione delle biomasse, diciamo, è più della metà, a causa di più della metà delle PM10 che sono presenti nell'aria. Principalmente viene da riscaldamento civile e da combustioni all'aperto. In particolare i piccoli impianti sono problematici. Ecco, questo è interessante perché parlando di produzione di energia da biomasse non in piccoli impianti ma in impianti di media taglia, cioè che possono produrre calore o energia per un insieme di utenze, chiaramente viste anche i presidi ambientali, cioè l'impiantistica per il trattamento dei fumi, oltre anche, diciamo, alle tecnologie che permettono quindi un controllo migliore del processo di combustione, in questi casi chiaramente l'impatto è molto inferiore rispetto ai piccoli impianti che invece presentano generalmente un'efficienza un po' inferiore, ma soprattutto penso, come dirà bene Francescato, c'ha tutta una serie di problemi, insomma, anche legati spesso alla vetustà degli impianti, piuttosto che all'utilizzo di combustibile che non presenta caratteristiche ottimali. Negli ultimi anni le regioni italiane, in particolare nel bacino padano, come vi dicevo, hanno cercato di affrontare il problema della biomassa con strumenti pianificatori o misure, azioni, anche incentivi, finanziamenti per cercare appunto di ammodernare il parco stufe, il parco impianti. A dire il vero finora non sempre con grande successo, perché quel che si nota è una certa resistenza alla sostituzione di questi impianti rispetto invece ad esempio a una maggior sensibilità che c'è per la sostituzione degli autoveicoli, ad esempio, no? Altra misura che viene finanziata. Quindi per il fatto che da un lato è fonte rinnovabile e quindi diciamo ha questa valenza positiva dal punto di vista del cambiamento climatico, dall'altro però può essere una potenziale fonte di inquinamento dell'aria, diciamo che la produzione di energia da biomassa ha un approccio, un effetto che si può chiamare win-lose, cioè da un lato positivo dal punto di vista ambientale, dall'altro invece presenta questo impatto, questa problematica. Nella recente seminario di questo progetto Prepare che raggruppa, come dicevo, le regioni e Pianura Padana, sono stati presentati i risultati, e ho trovato interessante riportarli qua oggi, di uno studio che ha cercato di confrontare diversi scenari energetici in, diciamo, 3 comunità, diciamo così, 3 situazioni presenti nelle regioni appunto della Pianura Padana, confrontando queste diverse ipotesi che vedete qua riportate, quindi un rinnovo del 50 o del 100% con nuovi apparecchi a pellet, oppure l'utilizzo di buone pratiche con riduzione di emissioni, oppure la sostituzione con caldaie a pellet con filtro
e tra le altre opzioni c'è anche la realizzazione di un impianto centralizzato a biomassa per teleriscaldamento, no? Come ipotesi possibile scenario, soprattutto in determinati ambiti. Vabbè, adesso vado direttamente alla descrizione dei risultati, da cui si vede, adesso magari qua non si riesce proprio, scusate, a leggere nel dettaglio perché diciamo, i numeri, le scritte sono piuttosto piccoline, però diciamo che l'opzione, lo scenario E, che è quello appunto della sostituzione di piccoli impianti con un impianto centralizzato e teleriscaldamento, per riduzione della concentrazione di PM10, ma in particolare soprattutto per l'emissione di gas climalteranti, risulta essere tra le opzioni che conseguono i migliori risultati appunto dal punto di vista degli impatti ambientali. E questo è interessante tenerlo presente perché nell'ottica appunto dell'impatto negativo, l'impatto negativo però può essere estremamente contenuto in presenza di soluzioni tecniche di questo tipo. Ma io avevo il compito anche di inquadrare dal punto di vista della programmazione, della pianificazione regionale, qual è la situazione rispetto appunto all'utilizzo delle biomasse per la produzione di energia elettrica. A questo proposito la Regione ha approvato un piano energetico regionale per le fonti rinnovabili, in particolare fonti di energie rinnovabili, è del 2017 e in questo piano c'è una che vi invito eventualmente a andarvi a vedere con più calma, si può scaricare dal sito della Regione Veneto, e la parte relativa alle biomasse riporta questa tabella dove vedete riportate le percentuali di utilizzo del potenziale di biomasse per provincia, che insomma ci fa capire, ma qualcosa così come aveva accennato anche il dottor Mezzalira prima, che il potenziale utilizzato è relativamente basso rispetto alle possibilità e alla biomassa disponibile in regione. E diciamo riguardo agli scenari previsti diciamo al 2020 in particolare, mentre si prevedeva diciamo un mantenimento sostanzialmente della produzione di energia da biomasse con legna da ardere, si ipotizzava uno sviluppo invece sia nel settore residenziale con utilizzo di pellet, che diciamo rappresenta anche dal punto di vista dell'efficienza e delle prestazioni ambientali un passo in avanti, diciamo una maggior capacità anche di controllo del processo. Quindi si prevedeva un incremento, ecco, prospettiva di questo tipo di impianti, così anche come in prospettiva il potenziamento delle realtà di caldaie centralizzate a cippato piuttosto che di mini cogenerazione sempre a cippato, che insomma per le quali ecco c'era una possibilità di sviluppo rispetto appunto invece alla realtà della legna da ardere, che come dicevo insomma sostanzialmente si prevede che non abbia uno sviluppo, se non, ripeto, nell'aspetto dell'ammodernamento degli impianti utilizzati. Questa è la situazione riguardo ai superamenti delle polveri nella regione Veneto, logicamente come media di più anni. Il dato è di ARPA Veneto e come potete vedere insomma la situazione è questa, cioè abbiamo un'area di maggior contaminazione che è il triangolo o quadrilatero meglio Vicenza-Treviso, Venezia-Padova, però è solo diciamo una rappresentazione, una semplificazione che deriva dall'elaborazione geostatistica, perché di fatto insomma anche il Verona e Rovigo sono comunque interessate da questo fenomeno. Come vedete invece
l'area di montagna, se si esclude la Val Belluna, che comunque presenta delle criticità, è un'area che non presenta il problema dell'inquinamento da PM10. Ecco, questo è un elemento da tenere in considerazione, perché chiaramente lo sviluppo possibile dell'utilizzo della biomassa in quelle aree ha anche un significato ulteriore, per il motivo che dicevo prima, sia perché la materia prima è più direttamente disponibile, e sia perché si riscontra anche la possibilità di attivare quelle iniziative, no, di fornitura di calore con impianto centralizzato che potrebbero, diciamo, dare le positività, oltre che da un punto di vista probabilmente economico, ma sicuramente dal punto di vista ambientale. Questa è la ripartizione della percentuale delle emissioni totali regionali di PM10 suddivisa per fonte di per provenienza, per origine, e come vedete questa fetta più grande, il 66%, è la fetta dovuta alla combustione di biomasse. Tutte le altre, quindi il traffico veicolare, che è quest'altra fetta, conta il 13%, l'agricoltura anch'essa ha un'altra piccola fetta del 5%, anche gli stessi impianti industriali a loro volta presentano un'incidenza sempre inferiore al 10%, quindi sostanzialmente è la combustione delle biomasse la responsabile principale, ed è per questo che c'è un'attenzione particolare su questo problema. D'altra parte però, se dobbiamo andare a vedere gli indirizzi regionali più recenti, nell'ambito del nuovo POR, del piano operativo regionale per i fondi per lo sviluppo regionale per il prossimo settennio, prevede tra le misure, una delle misure del POR è questa: realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento alimentati da fonti energetiche rinnovabili, con particolare preferenza per i comuni non metanizzati, e interventi di ammodernamento e ampliamento dei sistemi già esistenti, eccetera, eccetera, con ristrutturazione volta a soddisfare la definizione di teleriscaldamento efficiente. Quindi diciamo che c'è una volontà, ecco, di comunque promuovere e incentivare anche questo tipo di iniziative. Però, diciamo, dovendo tenere a mente dei vincoli ambientali che ci vengono appunto dagli impegni che la nostra regione insieme alle altre regioni hanno dovuto assumere proprio per, diciamo, in risposta alla sentenza di cui dicevo prima, che è dell'ottobre dell'anno scorso, che ha richiesto appunto l'assunzione di impegni più stringenti da parte delle regioni allo scopo di limitare la sanzione sostanzialmente. Ancora non sappiamo di che entità sarà questa sanzione, però è possibile, insomma, che sia di qualche miliardo di euro, quindi parliamo di diciamo, importi e cifre che sarebbe meglio spendere per incentivare, per attivare azioni, misure di miglioramento, e che invece potremmo perdere a causa di questa situazione di criticità. In ogni caso, secondo questo accordo, come dicevo, tra le regioni padane, l'accordo dice che si dovrebbe prevedere nei provvedimenti relativi all'utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico il divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del valore obiettivo del benzoapirene. Quindi, perché la criticità non è solo legata al PM10, ma anche a questo composto che si trova nell'aria proprio perché deriva dalla combustione della legna, e che è un potenziale cancerogeno e pertanto presenta una particolare criticità. Continuo col vincolo, quindi valutato che la combustione di biomasse rappresenta comunque un valido contributo alla limitazione delle emissioni di gas climalteranti e della riduzione dell'utilizzo di combustibili derivati dal petrolio, si ritiene comunque necessario, questo è il punto di vista, insomma, della Regione, che l'attività sia opportunamente regolamentata anziché vietata. Quindi in che direzione dovrebbe andare questa regolamentazione? Diciamo che lo si vedrà, o meglio, sarà
probabilmente meglio definita, con il nuovo piano energetico regionale di cui si è appena dato il via alla predisposizione e che si presume, adesso ci vorrà logicamente un po' di tempo perché faccia il suo iter e venga approvato, ma dovrà sicuramente contenere indicazioni un po' più stringenti e precise anche rispetto a questa specifica fonte di energia rinnovabile. Quindi per il momento, insomma, soprattutto diciamo, per quanto riguarda quella misura che vi dicevo prima, che rientra tra quelle incentivabili tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, si propone che eventuali interventi di finanziamento di nuovi sistemi di teleriscaldamento alimentati da fonti energetiche rinnovabili, quindi da biomassa in particolare, o loro estensioni, siano limitati ai comuni o associazioni di comuni appartenenti alla zona Prealpi e Alpi, che risulta essere l'unica porzione del territorio del Veneto nella quale non si hanno superamenti dei valori limiti per i parametri PM10 e benzopirene. Quindi sarebbe sostanzialmente, adesso dovrei avere una diapositiva alla prossima che vi indica qual è. Questa è la suddivisione della regione tra agglomerati con caratteristiche diverse di qualità dell'aria, e quella azzurra, diciamo, è quella Alpi e Prealpi. Questo è quello che è al momento attuale. Anche il piano di risanamento dell'atmosfera è uno strumento di programmazione che è in fase di aggiornamento, quindi è possibile che a seguito di, diciamo, ulteriori valutazioni su quale è lo stato della qualità dell'aria, anche altre zone possono presentare caratteristiche favorevoli, nel senso che non si ha un superamento del limite LPM10, perché ad esempio la parte più orientale della regione è meno interessata dalle problematiche che abbiamo visto prima delle concentrazioni elevate di PM10. In ultima si raccomanda che la misura sia riservata alle reti di teleriscaldamento installate in aree non metanizzate e non determinino un aggravio alle emissioni PM10, cioè come si ottiene questo? Avendo cura di accertare la contestuale dismissione di sistemi di riscaldamento alimentati a gasolio o a metano o a biomassa legnosa di potenza equivalente a quella di nuova installazione. Cioè, se andiamo ad attivare una nuova centrale per proporre questo servizio, questo ha senso se a questa nuova fonte di energia che si va ad installare corrisponde una eliminazione di altre fonti di combustione che prima erano utilizzate per ottenere quell'energia che invece adesso viene prodotta con la nuova installazione. Ultimo aspetto è il quadro autorizzativo che va tenuto conto nel momento in cui si deve procedere con la progettazione e gestione di impianti termici, quindi si deve fare riferimento a quanto previsto dalla parte quinta del testo unico ambientale, con in particolare i titoli secondo e terzo delegati 9 e 10, dal decreto legislativo 192 del 2005 e dal DPR 74 del 2013, che diciamo danno indicazioni su quali sono i limiti da rispettare, gli apprestamenti che questi impianti devono avere, i vincoli legati alle operazioni di manutenzione, registrazione, eccetera. In particolare si fa presente che tutti gli impianti termici devono essere registrati nel catasto regionale il CIRCE e essere sottoposti alle manutenzioni periodiche previste dalla normativa. Ecco, io avrei terminato qua perché questo è un po', penso che il mandato che mi era stato dato, quello che posso dire, insomma, no, sull'argomento. E quindi adesso sono a disposizione per domande, non mi posso fermare successivamente all'intervallo perché ho un altro impegno, anzi vi ringrazio di avermi dato la possibilità di fare il mio intervento da qua. Ecco, adesso sono disponibile a eventuali domande. Grazie. Grazie dottor Giandon, grazie per il suo intervento. Io domande non ne vedo scritte, i partecipanti non possono parlare. L'unico che posso parlare sono io, allora faccio io una domanda. Paolo Tonelli parla, non si sente.
Donelli sta parlando, non si sente. Ha il microfono spento, vedi che c'è il Sì. microfono. Va bene, vuol dire che non ha voglia di parlare. Allora, io volevo solo chiedere al dottor Giandon, sì, è vero che gran parte delle emissioni PM10, ci ha fatto vedere prima la torta a settori, la fetta più grande è relativa alla combustione delle biomasse. Se andiamo a proporre nuovi impianti, potrebbero anche sostituire parte di questa biomassa e quindi di fatto con le nuove tecnologie, con le tecnologie innovative, ma soprattutto con una progettazione, come vedremo nella seconda sessione, più efficiente, più dettagliata, già sperimentata in altri paesi come in Austria, Svizzera, ma anche nel vicino Friuli Venezia Giulia, che segue i concetti di qualità che poi vedremo anche più avanti, sicuramente andremo a ridurre di molto le emissioni esistenti, quindi anche forse in territori dove adesso le emissioni eccedono, si potrà intervenire con appunto una sostituzione, un rinnovamento di quelli esistenti. Chi la conferma se questa è un'interpretazione giusta del suo intervento? Sì, è corretto, cioè l'importante è che quello che si fa di nuovo vada a dismettere, consenta la dismissione di impianti che adesso spesso sono obsoleti o comunque non presentano le caratteristiche di qualità, di efficienza della combustione, che invece questi impianti di cui lei parlava appena adesso invece garantiscono e applicano, nel senso che sicuramente impianti di una certa taglia, oltre a presentare caratteristiche per cui sono continuamente in funzione, quindi hanno una stabilità di funzionamento, sono periodicamente controllati, hanno quindi anche un presidio maggiore di verifiche, controlli, manutenzioni, eccetera, sicuramente sono una situazione molto migliore che una miriade di piccoli impianti che invece non hanno affatto, queste che hanno un funzionamento discontinuo, non hanno le stesse caratteristiche di efficienza tecnologica e quindi il materiale utilizzato comunque è sempre diverso e non è mai garantito e controllabile, quindi certamente sono soluzioni che presentano notevoli positività, ecco, da questo punto di vista, a patto che, ripeto, possano consentire la dismissione di impianti che invece hanno caratteristiche molto meno rispettose dell'ambiente. Ecco. Bene, non vedo sì, c'era una domanda, scusate, prima ho avviato il video e non l'audio. C'era una domanda di Dino Zago. Paradossalmente, una centrale termoelettrica non potrebbe utilizzare il pellet al posto del gas o del carbone, fermo restando un abbattimento dei fumi, verificando sempre un rapporto stechiometrico nella produzione CO2 più a favore della ecosostenibilità. Dice, penso anche alla centrale di Fusina, oltre a poter offrire un potenziale teleriscaldamento per Marghera e Mestre. Ma sì, cioè non è escluso questa la possibilità che possa essere attivata, ma l'ho appena detto, no? Cioè, purché a questa attivazione segua o comunque anzi sia preceduta da una valutazione se effettivamente la sostituzione di carburante, diciamo così, può garantire, oltre all'abbattimento del CO2 che non c'è neanche bisogno di mettersi a calcolarlo perché insomma è abbastanza evidente, è più che altro l'impatto relativo alla produzione di polveri che è problematico per i motivi che dicevo. Quindi probabilmente può essere poi che ad una valutazione delle emissioni date dall'impianto esistente rispetto alle emissioni che possono essere garantite dal nuovo impianto sia comunque verificabile che un nuovo impianto alimentato a biomasse abbia caratteristiche migliori anche dal punto di vista delle emissioni delle polveri. Però è un aspetto che deve essere verificato. Bene. Io ringrazio il dottor Giandon, speriamo di vederci
riparlare di questo argomento in attesa che i piani regionali vengano sviluppati, magari partecipare anche a un dibattito, a una stesura di parte di questi piani, potrebbero essere di interesse. Va bene, grazie a voi. Grazie. Buon lavoro, arrivederci. Noi proseguiamo.